penso che lo mari quando affacciasti tu si mise a tuo cospetto e non ti lasciavo più. Io penso che lo sole quando spuntasti tu ti retti il suo calore e non ti lasciavo più. Terra, terra di lo tormento, di lava e di formento, terra di lo vento, terra di la malinconia, terra di poesia. Tu sei la terra mia. Grazie, benvenuti Buonasera. a tutti. È un piacere per noi condurre questa serata. Conduciamo noi, per cui dovete sorbirvi un po'. No, non è vero. Come no? Vi risparmiamo almeno questo, perché abbiamo il piacere di presentarvi il presentatore, non un presentatore, Vincenzo Canzone. Un applauso, grazie. Buonasera pubblico di Alcamo, applauso. Buonasera. Ciao. I Calandra e Calandra. Allora, intanto benvenuti al premio, la prima edizione del Thank You Sicily. Ci saranno tanti ospiti, ci saranno tanti premiati, ma soprattutto voglio fare complimenti a queste due ballerine che devo dire sono state magistrali, Maria Grazia e Deborah. Un applauso, prego, prendetevelo tutto. Le ballerine e la coreografa, soprattutto Vitalba Cutrona della scuola coreutica di Trapani. Un applauso collettivo alla scuola, se lo meritano. Le immagini di Baldo Messina, e questo è l'ultimo inedito dei Calandra e Calandra. Avete capito? Che rivedremo più tardi. Va bene, vi I Calandra e salutiamo. Calandra. Ciao, dopo. buon divertimento. Cosa sia esattamente questo premio, la prima edizione del premio Thank You Sicily, lo scopriremo durante il corso di questa serata. Naturalmente ci sono dei ringraziamenti da fare, avremo degli ospiti che rappresentano proprio simbolicamente la nostra terra, sono ambasciatori della Sicilia in giro per il mondo. I ringraziamenti da fare, quelli istituzionali, sono all'assessorato regionale dei beni culturali, che ha creduto e ha fatto sua la manifestazione rendendone possibile la realizzazione. Quindi un applauso all'assessorato alla cultura della regione Sicilia, che magari ci sta guardando attraverso la diretta streaming. Il secondo grazie va agli sponsor che hanno creduto e hanno dato una mano nell'organizzazione di questa serata, e soprattutto la Medi Network è stato possibile realizzare anche la diretta streaming. Un applauso agli sponsor, se lo meritano. Ma in realtà i protagonisti, e sono contento di vedere il teatro pienissimo, va a voi, perché siete quelli che avete acquistato il biglietto, avete dimostrato interesse per questa manifestazione, per rendere possibile un sogno, perché dietro questa serata c'è un progetto, si chiama Rosso Sera, un progetto che vede la realizzazione di una fattoria sociale. Noi questa sera siamo qua per parlare di una realtà che sta nascendo e che deve nascere in questo comprensorio, un luogo dove poter ospitare 10 persone con inabilità psichica e altre problematiche in convenzione diurna. Io penso che l'applauso per chi si impegna per creare strutture del genere ci vuole, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di questo. E quindi stasera utilizzeremo moltissimo questo schermo dietro per farvi vedere i premiati, soprattutto per cominciare sin da subito, ringraziando la regia, conoscendo questo progetto, ovvero la clip Rosso Sera, e naturalmente che è il nostro fiore all'occhiello di questa sera. Quindi vediamo la clip e la conosciamo meglio. Prego regia. In Sicilia, tra la provincia di Trapani e Palermo, c'è un fazzoletto di terra rossa e fertile da coltivare.
C'è l'associazione Servizio e Promozione Umana e la cooperativa sociale Rossa Sera che fa di questa terra un punto di incontro tra disabilità e produttività. C'è il progetto Rossa Sera, che dà vita ad un'azienda agricola, uno spazio di lavoro, di residenza, di scambio commerciale, di iniziative educative per le scuole, di inclusione lavorativa per disabili psichici e soggetti svantaggiati. Noi ci siamo e ci sei tu e il tuo sostegno è unico e prezioso. Rossa Sera, tu per dire io. Beh, quale buon motivo per essere qua questa sera. Volevo ringraziare, un saluto a Giuseppe Velle e Liborio Evola che sono qua insomma in platea, buona serata a loro, un applauso. I presidenti della cooperativa sociale Rossa Sera e dell'associazione Servizi e Promozione Umana, strutture dalla cui unione è nato il progetto Rossa Sera. Ma come... Insomma, intanto li saluto, c'è gente che si sta accomodando adesso in teatro, prego faccia pure e si accomodi, caro signore che sta cercando di raggiungere la platea, perché il premio è anche suo. Fate un applauso a questo signore che è arrivato, insomma, adesso, si sta organizzando. Cominciamo il nostro viaggio, abbiamo parlato con gli organizzatori per quanto riguarda questa prima premiazione. Avevamo deciso di iniziare a aprire questo premio internazionale con un attore famosissimo, nel senso che è stato molto famoso soprattutto quando era piccolino. Questo personaggio che doveva essere su questo palcoscenico ha avuto un malore, non è riuscito a partire da casa. Nonostante questo noi abbiamo voluto comunque ricordarlo e soprattutto gli facciamo un in bocca al lupo per il suo malanno che l'ha colto all'improvviso, ricordando uno dei film più belli della nostra Sicilia e secondo me uno dei film più belli a livello mondiale. Questo film, non ve lo dico il titolo perché attraverso la clip che stiamo per vedere ricordiamo questo attore piccolino e soprattutto questo capolavoro del cinema italiano. Prego con la clip. Sì! Ascolta, io lo so che ogni volta che ci incontriamo faccio sempre brutta figura, ma ti giuro che non sono così, è che se ti vedo sono timido, mi mancano le parole giuste, non ho il coraggio di dirti che non faccio altro che pensare a te. Sì, l'ultima cosa che penso prima di addormentarmi, e la prima quando mi sveglio la mattina. Trovo il tuo nome dappertutto, se leggo un libro, se faccio il cruciverba, se sfoglio un giornale, ti ho sempre davanti agli occhi. Oggi purtroppo ho una notizia un po' brutta. A fine ottobre ci trasferiremo a Palermo per via dell'università. Sarà difficile vederci tutti i giorni, ma non avere paura. Tutte le volte che potrò scappare verrò sempre da te, al Cinema Paradiso. Ma quando sono tornata oggi, non puoi immaginare cosa ho dovuto inventarmi per essere qui. Nuovo Cinema Paradiso, questo è un film straordinario, il
piccolo attore Totò Cascio, che purtroppo insomma non ce l'ha fatta essere qua stasera, è stato colto dal malore, ma pensate che lui ha rischiato di saltare i casting per questo film perché aveva paura dei medici che dovevano andare a scuola, e lui poi alla fine comunque ce l'ha fatta. Quindi lo salutiamo, un applauso. Totò magari ci sta seguendo da casa, un applauso ti giunge da Alcamo, magari in diretta streaming ci sta seguendo. E vabbè, insomma, si inizia così con gli imprevisti dell'ultimo minuto. Leggo testualmente quello che dice il manifesto di questo premio. L'identità di un popolo è figlia della sua storia, del suo patrimonio culturale, storico, sociale, ma lo è anche dei luoghi, dei profumi e dei colori che hanno accompagnato la vita di coloro, i quali ne hanno tramandato, ne tramandano e ne tramanderanno per sempre ovunque nel mondo l'identità. I nostri prossimi premiati coniugano perfettamente questa simbiosi tra la natura e l'uomo, la prima capace di creare uno dei luoghi più belli e incantevoli del Mediterraneo, e l'uomo che ovviamente ha saputo valorizzare. Premio Thank You Sicily 2015 alle Isole Egadi. Sale sul palco naturalmente il direttore dell'area marina protetta, dottor Stefano Donati. Un applauso. Buonasera direttore. Buonasera. Grazie. Lei è il direttore dell'area protetta che ci invidiano da ogni parte del mondo. Lei lo sa questo? Beh sì, so che è la più grande del Mediterraneo, già questo è un record ed è un paradiso dal punto di vista ambientale, dal punto di vista naturalistico, e da circa 20 anni è anche un luogo protetto. E chiaramente i numeri sono dalla vostra parte, nel senso che ci giungono dati da Favignana e da tutto il comprensorio di un'estate straordinaria. Insomma, la gente apprezza, da tutto il mondo vengono lì anche per fare delle immersioni, perché il patrimonio non solo in superficie ma sotto il mare è straordinario. Sì, il turismo ha riscoperto le Egadi, sono diventate adesso una delle mete di elezione della Sicilia e dell'Italia. C'è un nuovo turismo che ha scoperto queste isole. Non è il turismo di massa, è un turismo di qualità, è un turismo che viene dall'estero o che viene dalle grandi città d'Italia, e che sicuramente viene anche perché la comunità locale, il comune di Favignana, che è l'ente gestore dell'area marina protetta, ha deciso di coniugare sviluppo e tutela con la formula dell'area marina protetta. Noi ovviamente vogliamo salutare anche l'amministrazione di Favignana, che lei questa sera rappresenta qua insieme all'area protetta, e lei lo sa, ci accomodiamo verso il lato del palcoscenico. La scorsa estate i due mascalzoni, Calandra e Calandra, sono stati nella sua area protetta. Lei lo sa questo? Sì, l'abbiamo fatto assieme. Questo le lavoro. Ha dato il consenso? Sì, gli abbiamo anche dato una mano, gli abbiamo fatto fare i sopralluoghi e hanno scelto loro la location di Marettimo per il video. Marettimo. E quindi, per quelli che non l'hanno ancora visto, noi con la clip, quindi prego dalla regia, ci tuffiamo in quelle acque magnifiche che sono le acque dell'area protetta. Clip di Colapisci. Applauso. Venite picciotti, venite che vai a contare la storia di un picciotto come mia, come piace, picciotto che ha salvato la nostra terra, la Sicilia, il primo eroe siciliano, la storia di Colapisci. Venite, venite! La gente lo chiamava Colapisci perché stava in mare come un pesce. Donde venia non lo sapeva nessuno, forse era figlio dello dio Nettuno. Ogni giorno con l'orefici chiamari e cola di lumare corre e veni, o cola come regna scandagliari, sopra che veramente si sostieni.
con la pesce corre e va e torno maestà, con la pesce corre e va e torno maestà. Siete a mare con la pisci e sotto la luna subito sparisci, ma dopo un poco chi sta novità allora niente con la piscità. Maestra, le terre vostre stanno sopra a lasci e l'ho fatto assai cemento, non già si sta rompendo. Oh destino ma infelice, che sventura mi predici, Gianciurre come hai affari, solo tu mi puoi salvare. Passati tanti giorni, con la pisce non ritorna, e l'aspetta la marina, lo regnante la regina, poi si sente la sua voce di lumare in superficie. Maestà, maestà, sogno dalla forma dello mare, io non posso più tornare, voi priate alla Maronna, stai reggendo la colonna, che se no si spezzerà e la Sicilia svanirà. Va e torno maestà, con la pesce corre va e torno maestà, con la pesce corre va e torno maestà, con la pesce corre va e torno maestà. Anziché riemergere, sacrificò la sua vita, bambini, mettendosi lui al posto della colonna e gettando a Sicilia a Reggio Colapisci. Straordinario, venga direttore. Tra l'altro c'era un cameo di un ospite che tra po' più tardi insomma arriverà. Bello, Bellissimo. Hanno trattato benissimo, direi, l'area protetta. Beh, un prodotto che è uno spot eccezionale per l'isola e per le arcipelago. Bene, per questo motivo che lei e l'area protetta, l'area marina protetta, merita il premio Thank You Sicily 2015 a premiare Giuseppe e Maurizio Calandra. Venite? Oh, siete cambiati, siete bellissimi. Ecco la nostra, naturalmente, hostess che porta la targa, perché all'area marina protetta va ovviamente il premio Thank You Sicily. Grazie mille, grazie. Grazie, naturalmente potete accomodare, ci vediamo tra poco perché dobbiamo continuare a fare il giro di Sicilia, quindi facciamo accomodare il direttore. È giunto il momento di dare spazio, applausi a go-go, fateli perché tanto sono gratis, quindi non vi preoccupate, che fa? Tutto ok, i tecnici qua lavorano incessantemente, quindi qua insomma non ci si ferma mai. Vedete questo che sta lavorando in questo momento, fate un applauso pure a lui perché... E il microfono significa che c'è un altro momento molto importante, però ora basta. E allora è il momento di dare spazio ancora alla musica. Made in Sicily, per introdurre il prossimo ospite. Nella sua pagina web c'è questa frase: il mandorlo è un albero che adorna i movimenti regolari e aspri della nostra terra. Nelle sue radici scorre la linfa della Sicilia stessa con le sue suggestioni più vivide. Ma il mandorlo è anche albero aperto, innestabile con altri frutti come la pesca, l'albicocca e un po' come la musica. Arriva da lontano, ma appena lo sentirete sarete strafelici. Signori e signori, ladies and gentlemen, Peppe Cubeta! Eccolo qua. E allora, ecco qua il suo microfono. Peppe, benvenuto Ecco, apriamo il microfono di Peppe. Ecco qua, stiamo ovviamente, ecco la band che naturalmente è arrivata sul palcoscenico. Beh,
tu rappresenti la nostra Sicilia in giro per l'Italia e per il mondo. Sono uno dei tanti che tenta di portare fuori dalla Sicilia la nostra sicilianità, e altrettanto il tentativo è quello di portare quello che c'è fuori dentro la nostra Sicilia, tant'è vero che tu hai menzionato una delle nostre frasi che utilizziamo proprio per descrivere un po' quello che facciamo, cioè il mandorlo è un albero siculo, almeno dalle mie parti ce ne sono tanti di mandorli, e quindi il fatto che è un albero innestabile con tanti altri frutti. La tua vita è come un mandorlo. Sì, la mia vita artistica è come un mandorlo, nel senso che io sono un mandorlo e sono siciliano. E sei innestabile. Però per me è altrettanto importante innestare quello che sono con altre culture, altri viaggi che vengono da altri luoghi. Bene, allora il pubblico alcamese è un pubblico esigente, certo. A te non ti fa paura nulla, pronto per farci sentire la sua arte, la sua musica, insieme alla band, signore e signori, Peppe Cubeta, applauso! C'è una parola etnia che di solito viene usata per cose brutte, guerre etniche. Per noi è una bellissima parola. Dite una bella facciata che seminava all'ubasi ricco, i dolci disse ramillo un'andicchia, i dolci dissi è tutto l'utò. Eccolo sì, eccolo no, di notte si chiama all'ubasi ricco. Eccolo sì, eccolo no, di notte si chiama all'ubasi ricco. Nella leada una bailele, vite una bella facciata che seminava allo basi ricco, i dolci rissi era mille un'andicchia, i dolci rissi è tutto l'utò. Eccolo sì, eccolo no, di notte si canta allo basi ricco. Eccolo sì, eccolo no, di notte si canta allo basi ricco. Potete battere le mani. L'etnia muove il mondo, l'etnia pelo antico, l'etnia dentro me, dentro te, l'etnia dentro me, dentro te. L'etnia come pelle da respirare, l'etnia dentro me, dentro te, l'etnia dentro me, dentro te. Metti la tua etnia dentro il mio mondo, scopriremo un grande viaggio. L'etnia dentro me, dentro te, l'etnia dentro me, dentro te. Il perché del tuo sorriso è nascosto negli occhi del passato. L'etnia dentro me, dentro te. L'etnia dentro me, dentro te. Sigale! Già.
Tale tale come amore, Nicolino la Mariola, non si spinge il mango tale. Ecco le peppale che tale fissa, tale tale come amore, Nicolino la Mariola, non si spinge il mango tale. Ecco le peppale che tale fissa, tale tale come amore, tale come amore, tale come amore, tale come amore. Grazie. C'era un signore di Vizzini che si chiamava Giovanni Verga, che scrisse La cavalleria rusticana, storia di corna e un macello. La conosciamo un po' tutti, la storia della cavalleria rusticana. L'introduzione, il preludio di questa cavalleria rusticana viene recitata a sipario chiuso. È una poesia che si intitola La Siciliana, che praticamente è il dialogo che Don Turiddu fa a Donna Lola prima di andare a morire. E gli recita questa poesia, alla fine gli dice: e se io moro e vai un paradiso, se non ci trovo a te manco ci traso. Noi abbiamo preso questo spunto per poter fare un altro brano che si intitola Marre Frisco e Marre Grio. Ogni volta che incontro lei succedono cose totalmente diverse. E se moro e vai un paradiso, se non ci trovo a te manco ci taso, e non ci taso, non ci taso. Se non ci trovo a te manco ci taso, e se caro è fatto culo e testa, se ti rottiamo in su se faccio festa, faccio festa, faccio festa. Se ti rottiamo su se faccio festa, Marre Frisco, Marre Grio, Marre Picchio, mangio e vivo. Se ti va su mi taglio, parognato. E se canto, e se c'è tanta gente, se ci sei tu mi sento più importante, più importante, più importante. Se ci sei tu mi sento più importante, e se bene l'oscuro amico moglia, arrivi con me leve la coperta, la coperta, la coperta. Arrivi con me leve la coperta, Marre Frisco, Marre Grio, Marre Picchio, mangio e vivo. Se ti va su mi taglio, parognato. Marre Frisco, Marre Grio, Marre Picchio, mangio e vivo. Se ti va su mi taglio, parognato. Vecchia pa malattia verso un scecco, ora dimmi tu, acqua in cravacco. Se lo soli m'asciuga li pensieri, mi
mi cucco all'ombra dell'occhi tuoi, l'occhi tuoi, l'occhi tuoi. Mi cucco all'ombra dell'occhi tuoi, se me ne sonno, camoro botte sangue. Arrivi tu, mi vasi a passo scando, passa o scando, passa o scando. Arrivi tu, mi vasi a passo scando, mare fisco, mare grio, mare piglio, mangia e vivo. Se ti va su mi stadio, mi dario, parugna giù, mare fisco, mare grio, mare piglio, mangia e vivo. Se ti va su mi stadio, mi dario, parugna giù, mare fisco, mare grio, mare piglio, mangia e vivo. Se ti va su mi stadio, mi dario, parugna giù. Se ti va su mi stadio, mi dario, parugna giù. Grazie, grazie. Questa l'abbiamo scritta in inglese, poi l'abbiamo tradotta in siciliano. Ti sento forte, Carmela, ti sento. Vorrei volare nel cielo con te. Come la terra più forte ti sento. Vorrei volare nel cielo con te. Cosa mi hai fatto? Non posso pensare, pensiero non è. Un grande alchemico gioco d'amore, pensiero non è. Scappa con me, Carmela, e ti adorerò. Scappa con me nell'aria e ti adorerò. Scappa Carmela, scappa. Qua ci vorrebbe il vostro supporto a porto. Cic, cic, cic. Anche se muovete solo il sopracciglio. Hey! Nella mente pare il Dubaia. Nella mente era non Dubaia. Ti sento forte, Carmela, ti sento. Veramente voi dovreste rispondere. Ti sento forte, Carmela, ti sento. Proviamoci, ti sento. Ti sento forte, Carmela. Più forte. Ti sento forte, Carmela. Ti sento forte, Carmela, ti sento. Vorrei volare con te. Come la terra più forte ti sento, vorrei volare con te. Cosa mi hai fatto non posso pensare, pensiero non è. Un grande alchemico gioco d'amore, pensiero non è. Scappa con me, Carmela, e ti adorerò. Scappa con me nell'aria e ti adorerò. Scappa con me, Carmela, e ti adorerò. Scappa con me nell'aria e ti adorerò. Scappa Carmela, scappa. Attenzione! Ti sento forte, Carmela! Ti sento forte, Carmela! La tua presenza clandestina che va. La tua presenza leggera e lenta, clandestina che va. La tua presenza clandestina che va. La tua presenza leggera e lenta, clandestina che va.
e se ti guardo negli occhi azzurro, e se ti guardo le mani azzurro, e se ti guardo le gambe azzurro, azzurro vedo quando vedo te. Scappa con me Carmela e ti adorerò, scappa con me nell'aria e ti adorerò, scappa con me Carmela e ti adorerò, scappa con me nell'aria e ti adorerò, scappa con me Carmela, tutti, scappa con me nell'aria e ti adorerò, più veloce, scappa con me Carmela, c'è, più veloce, scappa con me Carmela, scappa con me Carmela, più veloce, scappa con me Carmela, più veloce, scappa con me Carmela. Scappa Carmela, scappa. Tempo con pa 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 tu, ha ha. Un urlo, 1, 2, 3. Scappa Carmela! Ma è un'ovazione! Ma che come si sta fermi? Ma come si sta? Io vedo veramente l'energia di questa band straordinaria, perché naturalmente dobbiamo presentarla questa band, caro Peppe, perché qua è una ci parte sono... della nostra batterista, band, siamo molto più dov'è numerosi. il batterista? Dov'è? Eccolo là, si sta riprendendo. Alla batteria c'è mio fratello Salvo Cubeta. Salvo! Al basso Eusebio Getulio, che detta così sembra basso Eusebio. No, è al basso Eusebio Getulio e al trombone Claudio Alfò. Grazie. Beh, vuoi andare via? No, nel senso che tu meriti, per quello che hai fatto in questi anni, il premio Thank You Sicily 2015, lo merita. Onorato. E allora premia Maurizio Calandra, abbracciatevi, perché insomma merita anche il tuo affetto proprio fisico, ecco. Bello proprio la fatica di Peppe Cubeta. Un quarto d'ora fa l'avevo visto con una chioma così. Gli ho chiesto, ma te da chi sti capelli 10 minuti fa? Consegna il premio Maurizio Calandra a Peppe Cubeta, complimenti. Alcamo vi applaude perché ve lo meritate, portate questo applauso. Onorati, grazie davvero. Lo poggeremo sul Tempio di Apollo a Siracusa. Bello, grazie ragazzi, grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Allora, per introdurre il prossimo premio, mentre il palco viene sgombrato ovviamente dai cambi che ci sono, per il prossimo premio, insomma, fare le battute e ripetere le battute di questi due grandi attori è veramente difficile. E quindi dovete sapere che c'è in giro a Palermo, io lo conosco benissimo, un loro estimatore di questi due protagonisti che tra poco ricorderemo. È un vero e proprio storico della loro carriera e grazie a lui nel 2012 è stata finalmente dedicata una piazzetta e poche settimane fa è stato inaugurato anche un bassorilievo che li raffigura con Domenico Modugno. Ma prima di chiamare qui con noi sul palco il prossimo premiato, godiamoci assieme al pubblico di Alcamo alcuni minuti tratti da un loro sketch televisivo, alcuni sketch televisivi. Signori e signori,
è emozionante presentarli, però li ricordiamo in questo caso, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Bravo! Bravissimo! Bravo! Gentili signori e gentilissimi signori. Come parla bene! Scusi. Dopo questo carosello di canzoni, anch'io voglio chiudere questa partitissima con una mia canzone. Le risate dopo tanti anni, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, un estimatore uno storico sul palco Giuseppe Licausi. Un applauso a Giuseppe. Grazie a lui stiamo portando ancora una volta in alto questi due personaggi. Ciao Giuseppe, buona serata, benvenuto ad Alcamo, sei microfonato. Intanto buonasera a tutti, sono emozionato perché molto quando si emozionato. parla di Franchi e Ingrassia mi emoziono sempre. Abbiamo visto Da lassù spero che ci stanno guardando. Io lo so quanto ci tieni, vivendo a Palermo so quanto ti sei impegnato in questi anni affinché Palermo ricordi nel modo migliore possibile questi due grandi attori. Hai lottato contro tutti e anche con le istituzioni per cercare che Palermo finalmente possa avere una piazza, e la piazza c'è, Giuseppe, giusto? C'è una piazzetta? Sì, nel 2012, dopo 20 anni dalla morte di Franco Franchi, il 10 dicembre del 2012 è nata la piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, proprio in un posto simbolo dove Franco Franchi iniziò la sua gavetta con la classica posteggia, proprio dietro al Teatro Biondo di Palermo. Per chi conosce Palermo, la piazzetta si trova nell'ex Piazza Venezia, proprio dietro al Teatro Biondo, dove lì Franco Franchi cominciò. Con sopra una sedia si esibiva E come se era un proprio, palcoscenico. come dicevamo prima, Sì. di pochi giorni fa, l'inaugurazione di questo bassorilievo dedicato a Franchi e Ingrassia è un altro modo per essere soddisfatti. La città continua a ricordare questi... Sì, c'è stato lo scultore Gianfranco Ragusano che si è offerto di fare questo bassorilievo che abbiamo inaugurato il 9 dicembre scorso a Palermo. Lo trovate nella piazzetta, proprio nello spazio dove il 9 di gennaio di quest'anno abbiamo dedicato anche a Domenico Modugno. Bene. Fra l'altro grazie all'associazione Domenico Modugno di Palermo, E un presieduta applauso a dal suo Modugno! socio, No. dal suo socio ufficiale Lino Si alzi in Zinna. piedi, Lino Zinna. si giri verso il pubblico Ehi, perché ehi. la caduta di Modugno, mi creda, è un bel momento di spettacolo. Ma lasciamolo integro il sosia. E allora faccia così, ecco, guardate che camicia. Questa è una scena tratta dal film Veneri al Sole del 1965, un film a episodi, fra l'altro. Poi abbiamo altre camicie, ho fatto fare altre camicie, Ma sicuramente l'amico Spata li conosce, chi li fa queste camicie, perché vengono dalla parte della Sicilia orientale, li ma fanno lì. se io ti consegno questo premio, l'organizzazione, questo premio dove andrà a finire?
Cioè dove lo metterà? A casa di chi? A casa tua? Questo lo metto assieme a tutto quello che ho a casa io di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. C'ho film, quasi tutti i film di Franco e Ciccio, c'ho delle foto. E quindi sei pronto? Ti anticipo una cosa. Dica. Che nascerà prossimamente a Palermo. Dica, Se tutto va bene, a Palermo nascerà un museo con tutto quello che hanno le famiglie di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, abiti di scena, eccetera, eccetera. Non solo i palermitani amano questi due grandi attori, ma credo che stasera anche Alcamo, avendo sorriso con queste battute, ama questi due attori. È vero, Alcamo? Non è il caso che questa scena che abbiamo vista, tratta da Partitissima, la trasmissione Rai, è la scena della classica bilancia, che facevano Core Ingrato, la canzone Core Ingrato, e che Franco Franchi hanno fatto per la prima volta qua vicino, a Castelvetrano, al Cineteatro Capitol nel 1956. Quanta memoria, è per questo che ti arriva il premio Thank You Sicily! Grazie a tutti, Giuseppe Calandra. Viva Franco, viva Ciccio e viva Modugno. Ecco il premio, ovviamente a te che sei lo storico e cultore, ma soprattutto alla memoria di questi due grandi protagonisti italiani. Grazie a voi. E continuate sempre, anche ai vostri figli, a far conoscere i nostri Franco e Ciccio. Anzi, per l'occasione voglio dire un'ultima cosa. Prego. Ho lanciato a tutte le scuole della Sicilia una proposta di fare alle scuole elementari, quarta e quinta elementare, di fare conoscere i film dentro le scuole elementari ai nuovi ragazzi che nascono oggi, perché magari qualcuno non li conosce. Franco Speriamo. Ciccio. Grazie naturalmente. Grazie a tutti e a buonasera. Giuseppe Licausi, grazie. Grazie. E allora, adesso ci fermiamo un attimo col premio perché è arrivato il momento un po' di entrare nell'attualità, perché Alcamo si è sempre distinta per sfornare successi e sfornare talenti, perché fino a qualche settimana fa l'abbiamo ammirato su Rai 1 accanto ad Antonella Clerici, insomma, quindi un artista giovane che sicuramente è molto amata dagli alcamesi, non solo. Signori e signori, Anna Messina! Buonasera. Allora, intanto emozionata, però Anna, tu sei stata protagonista di un format molto importante su Rai 1. Volevo sapere da te, insomma, questa esperienza cosa ti ha lasciato? Sì, ma è stata un'esperienza fantastica, veramente, perché stare su quel palco, lavorare con il maestro, l'orchestra, conoscere tante persone, veramente un'esperienza che auguro a tutti, veramente. Emozionata, facciamo l'applauso. E allora sentiremo due brani, partiamo subito con quale successo, cosa ci fai sentire? Creep del Radiohead. Benissimo, allora nell'atmosfera magica dei talenti siciliani sentiamo, signore e signori, Anna Messina. When you were before, you're looking in the air, you're just like an angel, your skin makes me cry, you're so like a feather, beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. Yeah, yeah. You're my creep, and I'm married. What I'm doing here, I don't belong here.
Un applauso a questi due talenti. Il chitarrista adesso ci lascia. Ringrazialo. Il mio amico chitarrista Francesco Renda. Francesco Renga. Renda. Ecco, Francesco Renda, complimenti perché è stato importante questo momento acustico, l'atmosfera anche grazie alla tua chitarra. Va bene? Prego, puoi accomodarti dietro le quinte. C'è applauso. Saluto i piani alti. Buonasera signori, come state? Ma non sento l'applauso. Piani alti? Ci sono. C'è il signore che applaude distintamente. Piani bassi, piani alti, nel senso del teatro. Buonasera, come sta? Come va? Lei come si chiama? Lei, giubbotto bianco, come si chiama? Sì, lei. Non rida. È un momento di popolarità. Lei come si chiama? Peppe. Tipo Peppe Cubeta. E lei potrebbe fare quello che ha fatto Cubeta. Comunque, continuiamo con Anna. Anna, la prossima canzone qual è? Cabaret di Liza Minnelli. Ma questo è difficile. Sei sicura? Sei sicura? Ma quanti anni hai? Io quasi 15 a gennaio. Quasi 15. È giovanissima. Chi c'è qua in teatro che... Ci sono i miei zii, i miei genitori, mia nonna. Dove sono? I miei parenti. La clac. E allora sentiamo Cabaret Liza Minnelli interpretata, speriamo, da un talento della musica italiana del futuro, Anna Messina. Un applauso anche della clac di tutti, vai, brava. Cabaret difficile però, eh? couldn't sing alone in you. Can't hear the music play. Life is a cabaret ocean, step into the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret ocean, step into the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horse down, celebrate you and this way your tables waiting. Welcome, permitting some of every doom to wipe every smile away. Life is a cabaret ocean, so come to the cabaret. I used to have to school for New Chelsea, wait for myself for the rooms in Chelsea. She was
wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she read about the how that they should that the neighbors come to sneak out. Well, that's we come from too much peace to liquor. But when I saw a little light, she was the happiness corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, I couldn't sitting all alone in the room. Come in the music play. Life is a cabaret ocean. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I'm in my mind back in 17 when I'm going like that. Stop by a minute from below the time. It isn't that I longer stay. Life is a cabaret ocean. It's only a cabaret ocean. And I love a Brava, brava Anna, in bocca al lupo, complimenti, prenditi l'applauso del pubblico in questo cabaret, insomma, vocalmente insomma abbastanza dura, difficile. I progetti per il futuro, il 2016, visto che manca poco al nuovo anno, quali sono? Ma niente, per ora invitano a qualche serata, così Ah, sì. sono stata invitata a qualche serata, l'altra volta a Sciacca con Katia Ricciarelli, Hai capito? è stata un'altra cosa veramente bellissima. E niente, stasera sono qua. I valori più importanti per te quali sono? Valori più importanti, Sì. l'umiltà, divertirsi. La famiglia. La famiglia, quella Guardala che c'è, fondamentale. insomma, sentivo la carica. Grazie Anna Messina, grazie. E allora, prima di riprendere il corso della serata, dobbiamo ringraziare gli sponsor Ottica Focus, Prima Radio, Automondo, Idea Video e Foto, Fratantoni Ceramiche e la Medi Network. E dopo aver sentito Anna Messina, riprendiamo questo cammino del premio Thank You Sicily, premiando un'azienda che ha fatto proprio delle eccellenze siciliane il suo punto di forza: ceramiche, confetture, vino straordinario, olio e poi tanti altri prodotti. Queste sono le eccellenze siciliane proposte da Favole di Sicilia. E tra poco vedremo appunto una breve clip di presentazione, quindi può salire sul palco anche Domenico Lombardo, ideatore di questa bella iniziativa imprenditoriale nata sotto l'Etna e che, come vedremo e come sentiremo dalla sua voce, è fortemente legata al territorio. Si accomodi qui, ma tra poco parleremo con lui. Clip Favole di Sicilia, scopriamole insieme. L'azienda è nata con la commercializzazione delle ceramiche, poi pian piano ci siamo resi conto che in realtà appunto il nostro territorio era molto apprezzato non soltanto per le ceramiche ma anche per tutti i prodotti di tipo vitivinicolo e alimentare che la nostra Sicilia offre. L'azienda agricola si trova nella contea di Mascali, a 450 metri sul livello del mare. Nasce dalla volontà di proseguire la tradizione di famiglia nella produzione del vino. I vigneti sono stati ripresi e curati in modo da dare il massimo della loro produttività. Il casale conserva ancora una parte dell'antico palmento dove è presente uno dei
dei torchi più grandi esistenti ancora nella zona. Clip Favole di Sicilia, e abbiamo con noi Domenico Lombardo, un applauso, benvenuto, ideatore. Buonasera. Dietro tutto ciò c'è innanzitutto un grande amore per questa terra che è la Sicilia, è così? Sì, infatti, buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qui. Il tutto nasce dalla voglia di portare la nostra sicilianità in giro per il mondo. Tutto iniziò nel 99, mi trovavo per lavoro in Africa e la solita parola veniva sempre fuori. Eravamo riconosciuti anche lì, anche per il padrino, per mafia, roba del genere. Sì. Allora iniziai pian piano a portare della ceramica, della peste di mandorla, e nacque nel 99 il primo, negozietto favole siciliane in Botswana, che si trova proprio nel deserto del Kalahari. Da lì piano piano con mia moglie, che era la persona che avete visto nel video, che ringrazio davanti a tutti, grazie a lei abbiamo iniziato a commercializzare sia le ceramiche sia poi tanti altri prodotti, fino a quando siamo arrivati anche al vino. Mi hanno detto che il vino è eccezionale. Il vino è un po' particolare perché è un nerello mascalese che vinifichiamo sia in bianco che in rosso, e poi facciamo anche un nerello mascalese in purezza che abbiamo chiamato Gocce di Lava, che ci tengo a dirlo, il nostro enologo è di Trapani, perciò siamo quindi a c'è casa l'unione vostra. Trapani, ma sì, insomma Catania. Catania, sì, il vigneto è su Catania, però l'enologo è trapanese, perciò della zona. È nato anche quest'altro progetto, Gocce di Lava, che facciamo solo 600 magnum all'anno, sta 2 anni in barrique, non superiamo mai le 600 bottiglie, proprio per l'idea di dare un qualche cosa di particolare. Mi fa sognare però. Ci fa sognare tantissimo, anche perché la cosa più bella è che il buon 80% del nostro prodotto viene venduto da Roma in su, ma soprattutto all'estero, Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, in Africa. Continuerete nel 2016 con questa strategia, immagino, ci sono degli obiettivi precisi? Siamo legati a questa strategia, infatti Gocce di Lava nasce come 600 bottiglie, rimarrà 600 bottiglie, abbiamo messo in progetto uno sfumante sempre con 600 bottiglie, e un'altra cosa che stiamo cercando di fare è una magnum di olio che finora non è stata mai fatta, vorremmo fare pure un progetto qua. Molto ambizioso, e per questo motivo che Giuseppe e Maurizio Calandra ti consegnano il premio Thank You Sicily 2015. Grazie. Io ho un qualcosa per voi, posso? Ma come per loro? Ho capito, si è parlato di vino, di olio, vorrei capire. Io sono comunque con loro stasera, quindi se vuole, cosa c'è qua? Questa è una bottiglia pregiatissima. Prego. Cosa abbiamo? Qui la descriva lei, che è microfonato, tengo io se vuole. Questa è una delle 600 bottiglie di Gocce di Lava del 2013 che mi pregio di omaggiare ai fratelli Calandra da parte nostra. Ringrazio anche, a parte dell'evento, anche l'associazione Rossa Sera, che io dico grazie a loro del coraggio che hanno per dedicare il proprio tempo per queste cose. Rubo solo un secondo, volevo ricordare che chiunque comunque volesse fare un'offerta e donare qualcosa e aiutare ancora questa associazione può benissimo farlo all'uscita, perché ci saranno sempre gli addetti e il personale di Rossa Sera. Grazie. Benissimo, quindi premiamo con la targa ufficialmente. Thank You Sicily 2015 va anche a loro per la grande qualità della nostra Sicilia. Grazie. Grazie ancora. Grazie a tutti, buonasera. E allora, Maurizio, Giuseppe, mi raccomando, no, andate pure, però il camerino, quello mio, è lì davanti. No, se brindiamo, visto che manca. Auguri, perché mancano ormai 48 ore al 2016. Applauso, auguri. E proprio per festeggiare, perché manca veramente poco al 2016, c'è una grandissima voce, protagonista nel 2014 in Italia. Ormai da qualche anno siamo invasi dai talent, e grazie a Dio all'interno dei talent passano anche voci incredibili, e tra le voci che stanno passando in questi anni ci sono anche delle voci siciliane. In questo caso lei è palermitana ed è stata la vincitrice morale dell'edizione 2014 di The Voice of Italy.
palermitana, voce soul, ha fatto un disco, ma tra poco ne parleremo con lei. Con un grande applauso, perché vi faccio sentire subito la sua fantastica voce. La volete avete già capito? L'avete intuito? Chi? Daria Biancardi! Ma grazie! Questa per me è una grandissima emozione stasera essere qua, a parte appunto siamo a quasi 48 ore dal 2016, il 2015 si chiude magari per qualcuno un po' meglio, un po' peggio, e quindi siamo comunque contenti che ci sia questo passaggio. Io in questo teatro, ecco perché sono particolarmente affezionata a questo teatro, il video del mio primo singolo, Your Queen, che trovate nel disco Daria, che è il progetto discografico che mi ha accompagnata, il lavoro è stato durissimo e lunghissimo, mi ha accompagnato lungo questo 2015, quindi mi ha dato comunque la soddisfazione di avere un progetto discografico a mio nome fuori nel mercato. E niente, adesso io vorrei fare una cosa, proprio perché è mio piacere augurarvi il buon Natale. Volevo fare una cosa insieme a voi e quindi in un primo momento canterò una cosa, dopodiché avrò bisogno di voi, quindi voi seguitemi attentamente. Silent night, holy night, all is calm.
dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know. Just make your days be merry and a bright, and may all your Christmases, and may all your Christmases, and may all your Christmases be white. Grazie, grazie a voi. Va bene, adesso continuate a battere le mani. Signori e signori, Daria, la voce più soul! Mamma ragazzi, è stato un 2015 importante per Daria perché è uscito anche il suo nuovo album, perché dovete comprarlo, ci sono delle tracce bellissime, un'esperienza nuova. Un'esperienza assolutamente nuova che racchiude appunto quelle che sono le origini mie e sicuramente le persone che hanno collaborato al disco, quindi comunque i Soul Caravan, di cui tra l'altro uno è proprio alcanese, Peppe Filippi, anzi lo saluto, e poi tutti i ragazzi anche un po' della zona qui, quindi è un prodotto veramente nostrano, nonostante comunque sia in inglese e prenda il soul come... Quando io dico che nel 2014 la vincitrice, secondo me dovevi essere tu, ma anche ad Alcamo sanno che che è arrivata in finale e poi ci ha messo la mano Dio e quindi la suora ce l'ha fatta. Però la voce importante che abbiamo in Sicilia è quella di Daria, che sicuramente ci regala grandi soddisfazioni. Certo il format The Voice ti ha lasciato tanto, perché insomma
Adesso ti conoscono veramente Sì. in ogni parte d'Italia. È il talent, come anche per la mia collega, Sì. posso assolutamente Anna. chiamarla così, Anna. Il talent è comunque una cosa importante perché ti dà quella visibilità che, ahimè, oggi non è facile avere. Noi siciliani abbiamo veramente degli artisti, siamo degli artisti e comunque la Sicilia è una fucina di arte incredibile. Cioè, non solo vocalmente, ma anche come attori, come ballerini. Cioè, adesso una ballerina è diventata étoile pure nuovamente. Esatto. E quindi insomma un applauso a quella. Io mi sento sempre di portare avanti quella che è l'arte siciliana, anche se io lo faccio in inglese. Chi se ne frega? Cioè, Ma assolutamente, ma continua a cantare in inglese perché ci fai sognare. È una sorpresa anche per te. Non se l'aspettava, lo sapevo in camerino, non gliel'ho detto. E quindi premio Thank You Sicily 2015 ad Daria Biancardi, proprio a te. Per noi è un sì. Premiano i Calandra e Calandra, è una sorpresa, e beh, insomma, se lo meritava. Consegnano il premio appunto questi straordinari artisti. Daria, e questo è un premio per l'identità siciliana, tu la rappresenti per noi in giro per il mondo. Grazie. Io sono veramente onorata, non me l'aspettavo davvero, lo so. È bellissimo questa cosa. Tra l'altro, proprio perché ecco, con questo premio mi si riempie molto il cuore, perché me lo danno due artisti che io conosco già da tanti anni e con i quali spero un giorno di collaborare, magari in siciliano. Se voi mi insegnerete a cantare, esatto, a fare questo in siciliano sarà bellissimo. E io comunque anticipo questa cosa, andrò in America. Sì? Eh sì, anche Quando? questo non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo, ma quando? Come te ne vai? No? Ma dove vai? Ma andrò. vai in America? Ma come? Dai, e vabbè, in bocca Però, al lupo. ecco, è ufficiale qui, cioè nel senso che lo sapete voi come primi in assoluto, non lo sa No, nessuno. scusa, perché per me è una botta proprio umana, perché io ti conosco, cioè hai deciso di andare negli No, Stati beh, Uniti. per un po', dai. Per un po' negli Stati Uniti, quindi bye bye, see you. E cercherò di portare comunque sia la mia italianità, come ha fatto Dare in bocca al Bocelli, lupo. come hanno fatto In bocca al altri, lupo, te lo meriti perché sei una grande artista, quindi spacca tutto anche in USA. Grazie a Daria Biancardi. Grazie a voi e grazie Teatro Cielo d'Altro, grazie. Non ci credo, ma non ci credo. È lui Massimo Spada. Buonasera, ho capito. Palermo, Catania, si parla di arancino, ma sempre buona è. Ma in realtà è vero, io ho visto un programma in Rai in cui disquisivano sul paternità maschile o femminile dell'arancino, perché vedi, da quando è nato il mondo c'è questo dualismo. È vero. Maschio, femmina. E uno non sa per che parte stare. Vabbè, l'importante è che se magna, ma visto che sei qua, a parte magnà, noi a Massimo Spada lo vogliamo sentì. Massimo Bene, Spada! Grazie. E partiamo proprio da uomo-donna. Da questo è nato l'uomo, è nata la donna. Da Adamo, con una costola, uscì Eva e nacque la gelosia. Picchieva ogni sera per sapere se Adamo ci aveva fatti i corna, ci contava le costole. Uomo-donna, che cos'è la vita di un uomo senza la donna? Che cosa sarebbe la nostra vita senza le donne? Il matrimonio, cos'è il matrimonio? Il matrimonio è l'unione di due entità che non hanno problemi per formare un'entità china di problemi. Non si capisce come, non si capisce perché. Noi della mia generazione siamo nati un po' con questa cosa non c'erano droghe, non c'era alcol, noi ci drogavamo davanti alle donne, facevamo, vi ricordate, la dichiarazione d'amore, dopo mesi che le guardavamo, le adoravamo, avevamo il coraggio di chiedere: ti ci vuoi mettere con me? E la risposta era sempre la stessa: ci devo pensare. A mia ancora ci sta pensando. Una volta una mi disse: siamo diventati troppo amici, ci si sciarriamo.
ne prendiamo a parate e domani ne incontriamo. Questo noi in realtà dovremmo capire, noi uomini, a distanza di tanto tempo, perché ce lo insegna la storia, ma soprattutto in Sicilia, non esiste il patriarcato, esiste il matriarcato. L'uomo della testa che a comandare siamo noi mascoli, che comandano solo le femmine, e lo capisci il giorno del matrimonio, su tutto a casa della sposa. Ma cara ta madre è una sposa, tu sei solo come un cane, cutta pace che per solidarietà è rimasto con te. Magari la macchina buona c'ha la mannaggia riccia. E ci sono le fotografie della sposa che si trucca, della sposa che scende le scale, della sposa che sta sentendo la macchina. Tu non sai se la motolapa parte. E tuo padre, che è un uomo saggio, prima di uscire di casa, ti appoggia una mano sulla spalla e ti dice: ma sicuro sì. E tu dovresti e tu lì dovresti capire che sei ancora in tempo per ritirarti. E invece no, ci andiamo, ci sposiamo, occupiamo il nido d'amore che abbiamo così col cuore arredato, e ci siamo in una camera da letto, e là capiamo quanto valiamo noi uomini. Letto matrimoniale, armadio, 4 stagioni. Queste 4 stagioni, se andiamo mascoli, da tocca una settimana, siamo fortunati. Non solo questo, c'è anche la presa in giro. Voi uomini siete fortunati, con un vestito siete a posto per tutte le occasioni. Non è come noi, che ogni festa, ogni cosa, andiamo a cattare un abito diverso di scarpe. Infatti ci aveva salvato magari di scarpe per il primo saggio di danza. E a te che hai una settimana. Da quando ti sposi, tua moglie ti mette a dieta. Così non si può continuare. È una panza che ti arriva fino a terra. Da domani dieta. E a mia mi portava un nutrizionista. C'era una scalinata. Ogni scalone che scendia un nutrizionista mi diceva: togliamo la pasta. No, togliamo il pane. Togliamo la carne. Togliamo i dolci. Togliamo il vino quando arrivai i seduttori. Togliamo il disturbo, che è meglio. La fame. La fame. Infatti, se uno ha questione a casa, siccome lei è sempre a dieta, provateci uomini, quando avete il sentore che a casa può succedere qualcosa di terribile, perché sentite dall'ossa, io vi do un rimedio che è eccezionale. Cioè si ti rincia, te la damo, se vuol dire e ci dici: oh, mo sai che si ama da? Che a lei ti guarda e ti dice: ma che si vede? Manco t'aveva visto. Lei lì è felicissima, non c'è problema, non c'è questione, basta che ci dici che è a metà. Un'altra cosa che fa felice una donna, non ho mai visto una donna così felice, non voglio fare pubblicità, ma basta che una femmina la portate all'Ikea, s'adduma. Tu per dire all'Ikea non si capisce perché i primi 20 file sono tutti riservati agli handicappati. Uno dice: ma a Catania tutti handicappati su. Tu la macchina la lasci a 2 chilometri e mezzo di distanza, te la fai a piedi, entri in questa serpentina dove i colori tutto, e lì tua moglie scopre che a casa non avete niente. Questo ci serve, questo pure, questo sarebbe bellissimo. L'unico problema è che i mobili da montare tu. E lei ti guarda con aria di sfida e ti fa: ta fila a montarlo. E tu la ci dici: qua corruto. Piglia questo mobile tu. E te ne vai a casa. E a casa rapi sto scatolo. Intanto un mobiluccio
sono le travi delle querce americane, Roma c'è in mezzo, che dice, ma com'è con un tarronnico? E nella macchina non ci trasse. Arrivi, apri e le spiegazioni sono un coriandolo con 3 raffigurazioni, una chiavetta che ti scassa e ti ferisce tutte le mani, 100.000 vite, 40.000 bulluna, 100.000 rondelle. Tu ti metti tutto in un bicchiere di carta e ta moglie prima rirasina e ti dice, se te ne avanza una sola, sbocciasti. L'ultima volta mia mi ha picchiato 3 vite e 2 bulluna. Quando arrivavo mi disse come finio. Inchia meglio te. Ci sta a posto. Non mi è avanzato niente. Noi uomini, a noi uomini, ne trattano sempre male, ma la vendetta, potremmo vendicarci ma non lo facciamo. La notte in queste serate, quando ti va a curchi, tua moglie, piano piano, ti dice, amore, ma sei un termosifone, ma come fai? Mi viene naturale. Me li posso riscaldare i piedini? E tu ci dici sì. E t'anfila rupolarette, crioterapia, si arretirano tutte cose. Io l'ultima volta picchiare a pisciare, ma per mettere in microonde, perché non la trovavo. Quante volte le donne ti dicono, e qui vorrei donne, aiutatemi perché il coro lo voglio da voi. Sì, fai il spiritoso. Tanto tu, una come a mia, vedi che tu a mia, ma vi siete a fare? Io te l'avevo fatta, oggi mi tero te l'avevo fatta. Non è colpa mia se sei guarita. Ci avevo pronta anche la lapide. Qui giace Rosina, fredda come il marmo. E da Cisse Peppino attento che se muore prima tua la lapide l'ho pronta io. C'è chi c'è scritto, qui giace Peppino finalmente rigido. E la gelosia, io a mare ho visto uno che parlava così, con una ragazzina, era così. E la moglie con un'amica, l'amica ci diceva, ma guarda che non è vero che te ne freghi di tuo marito. È un quarto d'ora che lo stai osservando mentre parla con quella ragazza. No, non è gelosia. Stai controllando quanto si fila a stare in apnea per succare la panza. Noi uomini siamo rimasti uomini perché siamo riusciti a conservare 2 funzioni sociali importantissime che sono la testimonianza dei nostri testosteroni. E io dico, uomini di tutto il mondo, non rinunciamoci mai, perché quando avremo rinunciato a queste 2 funzioni avremo rinunciato ai nostri testosteroni. Accattare un pane e gettare a munnizia. Per le nostre mogli potessimo essere scienziati nucleari, neanche siamo munnizzati. Accatto il pane e se si caccia si è a munnizia. Uno pensa, io ho 3 figli, posso dire che uno richiesta in una ietta. Se ci prova la mamma ci dice no, ci penso papà. Io una sera tornai a casa e disse, avevo gli incubi, disse, hai tai a munnizia. Ero pronto a farmi cercare a chi l'ha visto. Poi alla fine disse, già su piano piano, ma zitto, faccio finta di dormire,
può essere che avevo correre a rispigliarmi. Cioè sì, che parse l'agio a me casa. Arrivando al divano, mi assettai e feci finta enorme. Oh, non l'ho vista, non l'ho sentita, mi si è materializzata e mi è esplosa nell'orecchio. Mi disse: che sei stanco? Siccome capì che ieri si sciarriare, se ci sicuro io, no? Non mi dica che sei stanco. Sì, no, ma Ida ormai è partita, non la ferma nessuno. Non mi dica che sei stanco tu. Dai, Ida voleva arrivare. Che avessi a dire io? Che avessi a dire io? Stamattina mi sono sette pigliai i piccini, lavai, portai a scuola, tornai. A sette sparecchia, pulizia, lava, scopa e poi sito a mangiare. Tira la tavola, sparecchia la tavola, scopa la tavola. Piglia i piccini, curcole, susele, porta lo sport. Oh, non pensa a munnizza che aveva detto, va. Perché uno... No. Non è concepibile. Se sei geloso, no, beh, così mi fai mancare l'aria. Io ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà. Se non sei geloso, certo, perché chiore mia te ne fotte. Uno non sa mai come dosare la gelosia. A Catania c'è un signore che lavora 20 ore al giorno, torna a casa, cosa fa? Aiuta la moglie? Utopia. Se ne va in camera da letto, si mette il pigiamino comodo, quello largo di cavallo, perché nel suo delirio di onnipotenza la bestia deve circolare tranquilla. S'assetta andò al divano e cancia 100 canali al secondo, fino a quando sa moglie ci arriva e darrere e ci appiccica un polone che chi lo salta come un coniglio. Chiari, sei un bocco. Ma perché sogno bocco? Nei blue jeans ho trovato un biglietto dove c'è scritto Jessica. Uè, Jessica. Donne di tutto il mondo, sappiate una cosa: quando fate una domanda ai vostri mariti, fidanzati, conviventi, alla quale loro non possono rispondere perché la coscienza ce l'hanno sporca, il primo effetto collaterale che hanno è che diventano sordi. Io ci dico, come? Il come non è sordità, è il tempo necessario per pensare alla minchiata che abbiamo a contare. Quindi, quando io dicessi un saluto al piano superiore, quando gli dicessi che Jessica, io come si ci adunava la lamparina. Jessica è il nome di un cavallo che mi hanno dato di giocare nella triste di domani. Ida non ci si chiunetti, io si accolcavo, Ida continuavo a fare le faccende domestiche. L'indomani mattina, questo si sbarba, mentre che si piglia il caffè, ci arriva un altro tumpolone, tutto il caffè in collo. Ci vuole che difficile, pazza! Ti voleva ridere, che dopo che ti addormiscisti, telefonavo cavallo che ti cercava. Allora, abbiamo chiuso con una barzelletta, ma abbiamo chiuso questo reparto uomo-donna con una barzelletta. In realtà mi interessava anche a me portare avanti un discorso di sicilianità, perché vedete, siamo stati razziati, discriminati in passato, continuiamo a esserlo, perché comunque per una certa fetta del nord noi siamo i terun africani terun. Quando ho vinto la 6 l'ultima ci fu uno del nord, un padano convinto, che mi disse: belle, carine, simpatiche le barzellette.
peccato che sei siciliano. Quando mi disse peccato che sei siciliano, il sarbaggio che è in me sbummicò e disse peccato a cui? E poi perché peccato? Avete la mafia, siete mafiosi. Quando noi siciliani parliamo piano non significa che siamo calmi, significa che stiamo lievitando. E io ci si guarda che non siamo tutte mafiose. No, siete mafiosi, lo dice la televisione, lo dice la stampa, lo dice la RAI. Ti sto dicendo che non siamo proprio tutte mafiosi. No, avete la violenza nel DNA, avete il Kalashnikov sotto il cuscino. Ti ho detto che non siamo tutte mafiosi. Dice, fate le fiction, squadra antimafia, la piovra. Minchia, io alla fine a chi sto ciappa a fare sparare. Non l'ho sopportato più. Sono andato a Zelig, non televisivo, dovevo fare 10 minuti per vedere di far ridere i milanesi. E 10 minuti prima, per l'emozione, ho avuto quello spasmo contrattivo della vescica, per cui sono dovuto andare in bagno, correre, ma proprio mentre la facevo il direttore di palco, uè, Terun, africano, tocca a te, sempre in ritardo voi. Nella Brescia mi scordai la gettera aperta. Ora io non è che uso un perizoma integrato, io uso la mutanda in vuota, chi deve cuttonina. A pantaloncino, con rompi di sopra e l'altro rombo tutto cusuto del lato, scusuto dell'altro, perché ogni tanto a pigliare aria, no? Una signora delle prime file mi guardava fissa e io dopo 5 minuti ci dissi, scusi signora, ma che ragazzo, hai dimenticato la bottega aperta. Se prima che chiudo si può finire di fare la spesa a disposizione. Nord e Sud, ricordatevi che un popolo che non ha memoria della propria storia è un popolo che non ha futuro e noi di storia ne abbiamo tanta, ma tanta. Lo stesso siciliano viene prima, ve lo dico io, potete andarlo a cercare, viene prima di Dante Alighieri. La prima forma di lingua italiana è stata inventata da noi siciliani. Scuola poetica siciliana, Ciullo d'Alcamo. Se non era per Dante Alighieri che ne fottì all'ultimo minuto, oggi in Italia si avesse a parlare lo siciliano, con tutte le sue diversità, 9 province e 9 dialetti. Palermitano. Catanese. O palermitano parla rallentatore. Ha pensato una cosa, chiama Gheradaica, o catanese pare che è passato Schumacher, ma chiama Gheradaica, avreste chi o palermitano. Nel DNA c'è Federico II di Svevia. La perché? Che mestiere fai? Sono agente di custodia di pecore in transito. Che vuoi dire? Pecoraro. La filosofia del palermitano. La prontezza, la rapidità del catanese. Passavo con Russo, c'era un vigile urbano ammucciato, quando passavo il vigile ci frescavo, ci so. E che non ho visto Russo? Ci no, il Russo, Vitti, non avevo visto a te. Palermo, Catania, Trapani, abbiamo un senso della proprietà privata, Giovanni mio, sangue mio, tutto mio. Massimo mio, ma quanto conosci? Messina, mannaia, figliolo, manda a pariati e sta andando a Prodo 40. Ragusa, da dove vengo io, la C dolce, o siccio, la ciazza. Mi ciangiano l'uocci.
Un amico mio mi disse siete cinesi. Ad Antenna Sicilia un cameraman mi disse come faccio, se mi piangono gli occhi. Mi disse io don't speak English. Arrivai a Taormina anche già in cinese, ci mi piangono gli occhi, chi mi abbrazzavo, mi capivo che sei un cinese che non un catanese. Allora siamo fieri del nostro dialetto, orgogliosi della nostra lingua, di questa terra che fa tanto per emergere, ma nessuno fa tanto quanto noi facciamo per loro. Ricordatevi, al tempo dei Romani eravamo il granaio d'Italia, poi siamo diventati un serbatoio di voti irrinunciabile. Niace contamo, e se contiamo, ama sapere prima niace e farlo pesare sul piatto della bilancia. È finito da poco Natale, è nato Gesù bambino. E io spero e prego, gli mando una preghiera, che finiscano tutte le guerre, gli odi razziali, che finiscano gli attentati, che finisce questa strage di innocenti. Il perdono, la carità, l'amore, non a Natale, tutto l'anno. Massimo Spada, devo dire, merita il vostro applauso più lungo che mai, uno dei più grandi personaggi della nostra Sicilia. Grazie. Premio Thank You Sicily. Maurizio e Giuseppe consegnano il premio meritatissimo per tutto quello che tu, Massimo, hai fatto nel 2015, ma da sempre dalle parole si capisce che ami veramente molto la nostra Sicilia. Sì, la amo e amo i siciliani, perché non è vero che noi ci piangiamo addosso. Noi abbiamo un senso dell'ironia che è stupendo. Noi, dentro di noi tutto coincide, tutto, e per fortuna siamo una mescolanza di razze, perché le abbiamo avute tutte le razze. E questo significa testa, cervello, prontezza, intelligenza, sagacia, arguzia. Chi più ne ha più ne dica, perché io ho finito il sinonimo. Significa Thank You Sicily, consegniamo il premio a Massimo. Grazie. E allora ringraziamo, rimani con noi Massimo, aspetta, perché c'è il ringraziamento di questa serata all'assessorato regionale beni culturali, che insomma anche loro hanno permesso la realizzazione di questa serata, e quindi il responsabile del procedimento dottor Roberto Sciarratta, ovviamente tutti gli sponsor, Ottica Focus, Prima Radio, Automondo, Idea Video e Foto, Fratantoni Ceramiche, la Medi Network che ha consegnato dei premi, tutto lo staff di produzione, eventi, service che ha curato Audio e Luci, meritano un applauso perché devo dire è andata tutto. Insomma, benissimo, e lo dice anche Massimo. Idea Video per la regia video, la Zanzibar Eventi che rappresentata da Mario Fundarotto e Nadia Zannelli che ha curato il management artistico. E insomma, un applauso anche a loro perché gli artisti sono stati straordinari. Baldo Messina e tutto il suo staff che ha curato la regia dello spettacolo assieme a Fabio Messina, Valentina e Gioacchino. Un applauso anche a loro. Gente che non si vede durante lo spettacolo ma conta. Amedeo Culotta è stato accanto a me, direttore di produzione e coautore dello spettacolo. Amedeo, complimenti, un applauso dietro le quinte. Complimenti Amedeo. L'associazione Sicilia che ha prodotto lo spettacolo e tutti gli ospiti, e io li vedo qua accanto a me e Massimo, i Calandra e Calandra, credetemi, li conosco da tempo ma stasera hanno dato il massimo perché avete fatto una serata straordinaria. Grazie naturalmente a voi. Adesso toccherà a voi concludere, quindi la band può cominciare a prepararsi. Massimo, ormai volevo mancano... dire una cosa ad Alcamo, alla gente di Alcamo. Si dice che nemo profeta in patria. Avete due artisti eccezionali, è vero. Si chiamano Calandra e Calandra, che siano il fiore all'occhiello per quello che fanno. Lo fanno per me, perché mi ascolto i loro brani, perché il CD è sempre a casa, perché ballo, perché canto e perché rido. Quindi grazie Calandra e Calandra, perché quello che mi date ogni gioia è allegria. Gioia. Grazie.
E siamo pronti per concludere proprio con i Calandra e Calandra, quindi da parte mia Vincenzo Canzone, Massimo Spata, un augurio di buon anno, buon 2016 e devo dire che è stata una bella serata, possiamo dirlo, thank you. Sicily, grazie. No, un momento. Dica. Nessuno regala mai un applauso a questo signore. Grazie Massimo, grazie. È lui che ci grazie presenta. Alcamo, grazie a tutti quelli che sono stati con me stasera, grazie, alla prossima ai Calandra e Calandra, grazie, buon anno, auguri. E va bene, ci siamo? Spero sia stata di vostro gradimento la serata e chiudiamo ringraziandovi ancora con un thank you Alcamo e tutte le persone che sono venute anche da fuori e grazie a Possiamo Rossasera. fare dire un thank you Sicily a tutto il pubblico? Io Certo, penso sia proviamo a dirlo tutti Dai, insieme. al nostro 3. Thank you Sicily, ok? 1, 2, due, 3. Thank you Sicily, ok. Aviano scicaretto, ma tanto saporito, a mia me l'ha ammazzato, povero scecco mio, chi bella luce via, variano grandi luni, scicaretto di lume cori, come io dai ascoltare, scicaretto di lume cori, come io dai ascoltare. E quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, portandolo a divirare, virendo in terra bagnato, musso zuccherato, in terra in cielo spincia, chi bello musso via, su da capizzoni, scicaretto di lume cori, campa due comori mori, scicaretto di lume cori, campa due comori mori. E quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, quando lo caricava, ci sacchi di roba di nia, un lociso chiaccia, manta lasciata non più, chi perdi via, Mariano tu soli, scicaretto di lume coli, come io dai a scordare, scicaretto di lume coli, come io dai a scordare. E quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, e quando cantava Fagia, quando si avvicinava la scecca d'agnatina, da cura sopraffina, nubia di caldiglia, che bella cura via, fatta di site oro, scicaretto di lume cori, campa due comori mori, scicaretto di lume cori, campa due comori mori. E quando cantava Fagia, 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 e quando cantava Fagia.
Come faccia? Grazie. Piange Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa. Piange Palermo, piange Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa. Piange Palermo, piange Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa. Attorno al castello di Carini passa e spassa bello cavalieri, Luvernagallo di Sanno Gentili, la gioventù non piaceva che ci Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa, che ci Palermo che ci Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa, io venire la cavalleria. Me pace che veni via, tutto vistuto alla cavallerizza, che me pace che mi viene a che ci Palermo che ci Siracusa, a Carini c'è lutto in ogni casa, che ci Palermo che ci Siracusa, a Carini c'è lutto in ogni casa, che ci Palermo che ci Siracusa, a Carini c'è un lutto in ogni casa. Amore, dimmi bene a Tucumani, ne porti luce, amore, Cario, appresso corpolato, innamorerio, non corpo a Lucoli, non corpo un giallerrini, povera baronessa di Carini, a Carini c'è lutto in ogni casa, che ci Palermo che ci Siracusa, a Carini c'è amore. Casteggio ci passa un cavaliere, Luvernagallo di la gioventù, l'unuri teni. To pace sta arrivando alla cavallerizza, Chianci Carini per to pace chi se ve ne ammazza. Nu corpo un giallo cori, nu corpo un giallerrini, chi sei la fine di la baronessa di Carini? Signore pace chi veniste a fare? Signora figlia, vi vengo a ammazzare!
Grazie alla baronessa Di Carini. E questo invece è stato il primo inedito che abbiamo realizzato. Appunto abbiamo pensato di scrivere testo e musica nostre. Stiamo parlando di Siciliano tipo strano. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9 tanto farò chiovi, un corpo di capiti, mi sciavano lasciti, ma giusto di baffetti, una gioco di quasetti. Siciliano tipo sano, mi spicchio la silenzio, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona un peccato e a cominciare da capo. La magica bagnina, quando ti paratia, e la si sta in pace, e prende vari mia, a Diego di Lurissi, che mi voglio maritare, meglio stare in cazza e a tutti salutare, coscienza Federica, come tutta figlia corazzita, ci piace per la vita, ma quando si marita, da lì io chiudo sonno, fici un po' rica, faccio maccarrona, mi mangiassi come rica. Mentre sogno qui la via, c'è uno che va via, hai un fila, hai luna, e inganno te la fuma. Siciliano vivo sano, lui non ne voglio, la sia fatto l'occhio, si mi era sommossa, forse fosse buono meglio. Siciliano vivo sano, io leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa si può dire, sta cosa si può fare. Serietà alla base di tutto. Miei ragazzi, fortunatamente non lavoro. Nel mio caso la mattina mi sveglio e dopo mi faccio altre 3 ore di sonno. Che bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Va, mi sembra esagerato. Ciao! Già se dici tardo, tu mi devi salutare. Sogno troppo stanco, senza da magliare. Sapete che vi dico? Ma vista di posare, la tavola è contata, salì non si può fare, all'esterno di mangiare, un saccio di fare, mi rapa fine scelta e mi da lì umani. Siciliano di Busciano, che tratta la Germania, amici e Coccolino, me faccia chi già vaglia alla fabbrica Artolino. Siciliano di Busciano, io non mi voglio, la sera taglio l'occhio, si mi dà salmossa, forse fosse pure meglio. Siciliano di Busciano, mi spicchio la silenzio, non posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio, si mi scappa la pazienza. Siciliano di Busciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona un peccato e a cominciare da capo. Siciliano di Busciano, di Lumogno paesano, siciliano di Busciano, e Lumogno tegno umano. Grazie, grazie. Questo è un altro brano che abbiamo scritto noi, una tarantella rock molto particolare. Vuole essere un inno comunque alla vita, alla gioia, a continuare ad andare avanti malgrado tutto quello che ci possa accadere. Infatti invitiamo a scotolare, basta lasciarsi scrollare tutto di dosso e i problemi si risolvono. Scotola, scotola.
e che bello, ora che sono cresciuto, non troverò una mano d'aiuto, ti parlano del mondo e ti contano che bello è turno. Ma saccio che per legge di natura non si nasce con la stessa misura. C'è nasce bello, c'è nasce frutto, c'è nasce longo e corto, c'è nasce ricco e nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Quando siamo a sto mondo, a contarli quasi mi confondo. C'è sciala mai finire, c'è piangere, c'è rire, e c'è un po' mangiare, e faccio poco giorno a spesa. Ma c'è nasce numero, mentre c'è nasce già con la camisa. Misa, c'è nasce bianco, c'è nasce scuro, c'è quel compagnia e nasce solo, c'è quel generoso e nasce avaro, c'è nasce buco e cubo paro. Qua bannia, c'è qua gatta e cutalia, c'è cu suona e c'è cu canta, e qua patta sempre la 70, e c'è cu parra troppo spesso e fa finta che non ci senti, e c'è sempre cu calaisa testa anche se non capisci niente. C'è nasce bello, c'è nasce brutto, c'è nasce longo e corto, c'è nasce ricco e nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. C'è nasce bello, c'è nasce brutto, c'è nasce longo e corto, c'è nasce ricco e nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Grazie. E con questo vogliamo chiudere questa prima edizione del Thank You Sicily, ringraziando ancora tutte le ditte sponsor, tutti voi per la vostra presenza, e speriamo che possa diventare un evento che negli anni io penso possa che dobbiamo ripetersi. doverosamente fare Ci mancherebbe. la presentazione del nostro gruppo. Facciamo No, un bellissimo pensavo si applauso. presentassero da soli. No, va bene. Allora, sono un po' timidi. No, non hanno i microfoni, Maurizio. per Come cui- non hanno microfono? Ah, ce l'ha solo Antonino. È solo Nino, per cui- Allora, alla voce Antonio Bongiovanni. Io presento sta latata, va bene? Alle tastiere Aldo Silaco. Questo mi tocca ancora. Sì. Alla chitarra acustica Piero Termine. Alla chitarra elettrica Giuseppe Barbera. Al basso Girolamo Castrogiovanni. Alla batteria Antonino Messana. Grazie. Dai tutti assieme per chiudere in bellezza. Shuri, 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 shuri.
tutto l'anno. Shuri, 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 l'amore che mi dasti di ritorno. Lo stampa che si chiama allegra cori, e a tu qua vi bella la muglieri, con la che portaci portai dinari, con la che portaci portando voi. Sciuri di rose rosse allo sbocciare, amaro l'uomo caffè me li criri, amaro così fa sopraniari, uscio di paradiso più non vire. Shuri, 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 shuri di tutto l'anno. Shuri, 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 l'amore che mi dasti di ritorno. Gelsomino arrampicanti, tu non mi passi manco per la mente, tutti i notti lì passo avanti, per fare ti dispetto eternamente. Shuri, 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 shuri di tutto l'anno. Shuri, 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 l'amore che mi dasti di ritorno. Grazie, buonanotte, arrivederci alle prossime occasioni. E buon anno. Grazie, auguri.